Pronti? 1, 2, 3. Pare che sia convalidato il segnale, quindi al comando è Elistep. Alternatamente più indietro, vedete, prende subito una ventina di metri di margine. Favorito Elistep con Matteo Zaccarini in sediolo. In seconda posizione a una trentina di metri ora segue Citrosodina Oil davanti a Delfo Da. Poi in quarta posizione c'è più indietro Da Granit Dipa. Tanto 29-13 il cronometro per i primi 400 metri e 600 che se ne vanno in 44,9, andatura quindi spedita, quella imposta dal leader Elistep, che ora però viene riavvicinato da Citrosodina Oil, che è la più immediata inseguitrice. 800 in 1 minuto e 5 decimi, comunque sul piede dell'1.15,5. All'esterno invece Emily Pan, che cerca di avvicinarsi, è seguita da Castiglione. E intanto il chilometro iniziale percorso sul piede dell'1.16,2. Secondo passaggio davanti alle tribune con Elistep che conduce. Citrosodina in seconda posizione, ma all'esterno c'è Emily Pan che incombe, con in schiena Castiglione e BB King dei Veltri. Tanto siamo ora a 700 scarsi dall'arrivo, con Elistep che mantiene inalterato il margine di vantaggio sugli avversari, e ai 500 conclusivi Elistep sempre in grado di conservare l'identico margine sui rivali. 400 all'arrivo, il parziale ora in 14,7. Seconda posizione ancora per Citrosodina Oil, che cerca di stringere i denti, ma arriva anche BB King dei Veltri in terza ruota, che scatta a 300 dall'arrivo. Intanto però Elistep sta continuando nella sua marcia di avvicinamento al successo e al traguardo. Elistep senza problemi viene a concludere facile, mentre la lotta per il secondo posto vede emergere infine Delfo Da, che precede Castiglione. 30 secchi a chiudere, 1.15,9 il ragguaglio per Elistep, favorito con Matteo Zaccherini in sediolo. Il training di Mattia Ricci per conto della scuderia Limitless vince da favorita Elistep, che raddoppia così il successo ottenuto all'ultima uscita. Percorso di testa vincente, mai in discussione. Il secondo posto invece se lo aggiudica Delfo Da, precedendo Castiglione.